Lositana, 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 forza Lositana, Lositana. Buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti al circolo sportivo G Sport Village, dove sta per cominciare la partita tra Lositana e Stimigliano 1969, valevole per la 20ª giornata del girone A del campionato di Serie C2 di calcio a 5 regionale. La Lositana è quarta in classifica a 35 punti, a 3 dalla terza posizione del Casalotti. Lo Stimigliano invece è a 17 punti in classifica, in decima posizione e non vince da 3 giornate. Duro se ne va sulla sinistra, poi gira ancora per Fernandez, Magrini, Losito, giro palla da parte della Lositana che prova ad avanzare, Losito, conclusione, miracolo del portiere. Campo, scambio ancora col numero 3 che va in verticale, perde la sfera, la recupera Losito che prova ad avanzare, Losito tre quarti campo, scarica verso Duro, ma attenzione all'intercetto da parte dello Stimigliano, contropiede, palla fuori. Battuto con Losito, sempre per Magrini, pressing alto da parte di Tommaso. Losito, verticalizzazione ancora per il movimento da parte di Magrini che può metterla in mezzo e arriva il tapin vincente sotto porta da parte di Fernandez, azione improvvisa e Fernandez davanti alla porta punisce all'8° minuto la porta avversaria 1-0. Calcio d'angolo stavolta sulla destra, 14° minuto, siamo quasi alla metà di questo primo tempo, 1-0 per la Lositana, batte lo Stimigliano, tiro rimpallato, poi ancora l'incredibile palo da parte di Tito, raddoppiare qualche istante fa e che adesso attacca sulla sinistra col capitano Losito che ha cambiato fascia, attenzione a Barba che punta un avversario dalla sinistra verso la destra, Losito davanti alla porta, ancora miracolo del portiere. Fischia l'arbitro, parte Proietti, conclusione, parata del portiere, rimane lì la sfera con Di Tommaso che se la ritrova ancora sul sinistro, va alla conclusione, fuori di poco. Con Di Tommaso che se la porta sul sinistro, scarica verso Ferraioli che prova ancora a rientrare sul suo piede preferito, Ferraioli, conclusione invece di Tommaso e pareggio, una bolide da parte del numero 8 che batte il portiere e arriva l'1-pari dello Stimigliano dopo un secondo tempo passato all'attacco. Prova a ritrovare il vantaggio. 9° minuto, calcio d'angolo sulla destra per i viola con la conclusione respinta del portiere, attenzione perché arriva il contropiede da parte dello Stimigliano sulla destra verso Bartolucci che prova a rientrare sul destro, Bartolucci, tiro esterno della rete. Ancora calcio d'angolo per lo Stimigliano, anzi è rimessa laterale. Bartolucci gira verso Pagani, vediamo se carica al sinistro, Pagani se ne va, Pagani, conclusione, miracolo del portiere. Verso Tagliaboschi che prova a saltare un avversario, Tagliaboschi prova il cross in mezzo e arriva il tapin vincente sotto porta da parte di Barba, azione personale del numero 7 e Barba trafigge ancora il portiere, torna in vantaggio la Lositana che prova ad avanzare, perde la sfera, la recupera la Lositana, 2 contro 1, attenzione al contropiede, l'arbitro non fischia fallo, intervento regolare, poi attenzione a questo pallonetto con il portiere fuori dalla porta che riesce a deviare il calcio d'angolo. Con Duro dalla difesa che gira ancora verso Losito, il capitano, passaggio di ritorno verso il numero 11 davanti alla porta, Duro, uscita del portiere che salva ancora il risultato, ora contropiede con Bartolucci che se ne va, Bartolucci scarica verso Ferraioli, conclusione, incredibile intervento del portiere. 27°, 3 minuti e spiccioli alla fine del match più eventuale recupero, calcio d'angolo sulla destra ancora per la Lositana, attenzione alla conclusione, alta di pochissimo. Tiro libero per Tagliaboschi contro il portiere, Tagliaboschi, conclusione, parata del portiere. Con Tagliaboschi finisce qui però il match, vince la Lositana 2-1, batte lo Stimigliano e si porta a 38 punti in classifica a pari merito con Casalotti.